Sul piano casa regionale il Consiglio dei Ministri interviene con una serie di osservazioni e di richieste di chiarimenti. Sì, ci è giunta notizia appunto che nell'istruttoria propedeutica al pronunciamento che sarà domani da parte del Consiglio dei Ministri è stata formalizzata una richiesta su alcuni punti che riguardano il piano casa 2013 che la Regione ha approvato appunto a fine novembre. I punti prioritari sono tre nell'ordine. Primo, l'esclusione della competenza da parte dei comuni nell'adeguamento e recepimento del piano casa. Due, la deroga soprattutto in interventi con aree vincolate che sconfina rispetto alle prerogative diciamo, di carattere nazionale sul profilo paesaggistico ambientale. Terzo, la contraddittorietà del piano casa TER del Veneto rispetto all'obiettivo dello stop al consumo di suolo. Spiace che questo ancora una volta ci dia ragione sui punti che esattamente, quelli prioritari erano questi che avevamo già sollevato in sede di discussione, che non siano stati colti. È chiaro che se ci sarà domani l'impugnativa, questo costituisce un ostacolo e creerà comunque una fase di disorientamento. La nostra proposta di legge già depositata, che riprende questi punti e li corregge, può essere la soluzione. Dipende dalla Giunta, dalla maggioranza, se accettarla o meno.